Faustino che rimane in tanto stanno. Porta cosina! Bene! Guido! Magari è un figlio! Sono patate fritte. Una cortesia! I bambini o i piccolini che si lanciano, dopo i mangiano subito qua, tutti insieme, qua, dopo bimbi, piccolini, che li mangia subito sul posto, perché se no dopo non ci stiamo! Vale il piattino che preparo, ora. Sono qua qui. Buon appetito. Grazie. Tutto bello, tutto buono anche stanno. Guarda, il signore magari da Dio mi ha fatto fare la messa, tranquillo, che io non fa là, poi lui me l'ha fatta la guamma, è meglio fare là, me la piace fare là, e cavare in compagnia. E prosegue bene. Ok. Come lavoro e dopo non mi avvio e quando tutto così. Buon appetito! Tu sei sale dal bagno, non c'è panale, una ceretta, roba. Prima si sentava e arriva il formaggio. Si sente? Guarda che non vuole, si sente bene? No! Non si capisce? Invece comprese delle montagne, sono i paesi del calore, proprio in mezzo ai boschi.
sulla campagna, spiriti maschi, E che tiene tanto al Tocan, e sto can lottato come un fiore. E ora va dal parroco e gli dice, guarda, signor parroco, guarda che bel can che ho. E il gatto tutto, e mi viene brio, e mi vuol bene, e mi ascolta sempre. E potrei a battezzarmi. Oh. E il parroco che dice, no, non si può mia battezzare bestie qua, si battezza sulle persone. Ma guarda, non sa quanto venga che voglio a sto can, ma dai, resta qua tra me e uno, occorre neanche che lo scusa sto registro. No, non posso. Guarda, che faccio una mia offerta. Guarda, 50.000 euro. Esagerato? No, ma dai, no. Insomma, va bene, però resta tra mieti. E insomma, prende l'offerta e battezza il cane. Cosa succede? Che dopo il parroco viene preso da un scrupolo di coscienza e non dorme a notte, non dorme a seconda notte, insomma, per tutta la settimana non riesce a dormire perché si è reso conto che ha fatto qualcosa che non va. E ora va dal vescovo e gli dice, eccellenza, credo di aver combinato qualcosa che non va. Contami, dimmi. Se venivo sto qua, mi ha chiesto a battezzare il cane, io ho battezzato. Cosa? Non si fa queste robe qua, guai, no? Ma come sai che te l'hai fatto Cesare? Guarda, mi ha parlato, mi ha convinto, dopo mi ha fatto un'offerta per parrocchia di 50.000 euro. Attimo di silenzio, così ora di cresemarlo, chiama me che arrivo subito. Una salega. Non sei conto. Mattina voglio su e a tassa di legna caia. E cosa che sarà sta tassa di legna che caia? Conclusione, una notte che io aspetto, starò là attenta che veda cosa che succede a tassa di legna. E si mette in parte su un cantone e aspetta. A una certa ora arriva un suo amico col motocarro, arriva là, parcheggia e comincia a caricare le legna sul motocarro e zappa e va via. E porco e fuori, le cose là, e vai a fregarmi le legna. E domani notte aspetto, vedremo cosa succede. Metti, se parcheggia là, a una certa ora e notte arriva il suo amico col motocarro, ferma, carica le legna, Betti va fuori e fa, ciao Tony, cosa ti devo fare con le legna? Con le legna? Mi si devo caricarle? E cosa che hai fatto? Che devo mangiare i cunici. E secondo te i cunici mangiano le legna? E se ne mangia che loro fuoco. Suonate un attimo! Ma vado via!